Allora, se fermi, se sono le 17, siamo tornati, posso dire buon pomeriggio? Forse ce la fa, perché forse è il 3, mi sono infatti questo è il tema, è la soglia. Nick, se riusciamo a verificare, ovviamente non ho inteso nell'intervento, forse perché stavamo guardando anche altri dati, Boldrin, se entra diciamo il loro rappresentante in comune, ma insomma adesso sono certo che tra coloro che ci stanno seguendo arriveranno tutte le sì, entra, non entra, entra lui, però bisogna aspettare anche i dati definitivi, siamo fermi a 3 sezioni. Abbiamo consegnato alla storia di questo pomeriggio Cavallino Treporti, convince Roberta Nesto, si conferma. Abbiamo detto Spresiano, Marco Della Pietra, sindaco uscente, confermato, me lo dite in 3 indizi, fa una prova anche se non abbiamo un dato che sia uno che riguardi Spresiano ufficiale. Per Venezia vince il centrodestra anche a Torre di Mosto, mi pare. Ah sì, no, Roberta Nesto, Cavallino Treporti, sì, Torre di Mosto l'avevo già dato prima, mi pare. Okay. Fermi là, Cilea, non fatemi perdere, Angela Trevisin, Vidor avete detto sì. Nicola Zandò. Nicola Zandò, quindi commento veloce per Cilea, dovete farlo, e Vidor, voi? Beh, io Vidor sono molto contento perché Nicola è un amico, quindi è una coalizione civica, insomma, e quindi... Qui una sezione su 3 siamo ancora avanti con Gianna Vidori, lo so. 38 e 37, Nicola Zandò 35 e 66, voi avete il sorpasso? Sì, in una sezione ha preso più di 130 voti di stacco, quindi... Sì, gliel'ho dato io quel dato, non è che adesso... Ah, non è che lo avesse, ecco, la fonte della Lega, insomma, Radio Lega funziona meglio di Radio Meloni. No, io ne ho uno ben più ampio, ma prima di dirlo voglio attendere, ne ho uno ben più ampio. Cioè alle frequenze che coprono una maggiore area, contento, dice Radio Meloni. Fermi che abbiamo Della Pietra, una sezione su 9, 63-28. Possiamo dirla quella cosa del simbolo, sì, diciamo quella del simbolo, quello di Della Pietra assomiglia a quello, no, richiama, diciamo, siamo Spresiano 63-28, Marco Della Pietra richiama quello che vediamo a Silea di Siamo Silea. I nomi sono molto... I nomi sicuramente sono uguali, a parte il comune. Ma perché le liste civiche, i nomi solitamente, come dire, si ripetono. Siamo pure... sono codificati anche quelli. Sì, nel cuore, non è così, è una casualità, Nel cuore, oppure cioè, le civiche solitamente, io solitamente non ho dimestichezza con le civiche perché mi candido sempre col simbolo di Fratelli d'Italia, perché nei comuni grandi andiamo sempre col simbolo. È ovvio che sotto i comuni sotto i 15.000 si usa talvolta anche i simboli civici. Castelfranco ballottaggio, no? Sì, questo, ballottaggio, sì. Anche se, appunto, ripeto, non abbiamo sezioni, qui almeno dal punto di vista ufficiale, e torniamo a Venezia, che è invece la sfida più attesa. Sono 5 le sezioni su 256. Ragazzi, fatemi sapere se possiamo andare anche da Edi Kaliman, che sicuramente ha il dato un po' più rapido rispetto a quello che arriva a Valdan tramite le sezioni dei rappresentanti di lista, il dato che arriva poi lì al comune, dal comune viene trasmesso al ministero, quindi poi lo vediamo noi sui terminali. Allora, 6 sezioni intanto, mentre parlavo sono diventate 6, quindi ora comincia a muoversi qualcosa. Simone Venturini 63,30%, Andrea Martella 30,08%, ripeto, dati reali. Michele Boldrin 2,97%, Roberto Girmo 1,28%, insomma e così via, 63,30 a 30,08%. Ricordo che la proiezione, la seconda della RAI, dà 8 punti in più a Andrea Martella rispetto a questo dato che vedete ora, e 51% invece a Simone Venturini. Eccoli qua, queste sono 7 sezioni, molto bene, perché come vedete sono più avanti all'amministrazione comunale, al comune, quindi 64 invece era Venturini, 29 invece Andrea Martella. Va bene, avete qualche altro dato, novità su quello? No, su questo no, se non che conferma la differenza, insomma, dal centro storico esce più o meno una parità, un avanzamento a parte del centro-sinistra, sulla terraferma cambia completamente tutto. Va bene, Coin altro? No, non arrivano dati da Ponte di Piave, proprio neanch'io ne ho. tutti blindati. Valutazione generale, Barbisani, non abbiamo sentito ancora, diciamo, un suo commento al di là di alcuni comuni. Venezia?
uno stupore con cui abbiamo iniziato questa diretta oggi pomeriggio? Diciamo, agli ultimi giorni diciamo che fino a 10 giorni fa le sensazioni erano di un centrosinistra particolarmente avanti e capace di forse arrivare alla vittoria al primo turno. Dopodiché chi era lì sul campo mi diceva che insomma non tutto era così già prestabilito. E già ieri sera qualcuno, guardando le affluenze, aveva intravisto la possibilità di giocarsela per il centrodestra. Dopodiché questi sono risultati che ci fanno tanto ben sperare, però voglio dire, la prima e la seconda proiezione effettuata su dati scrutinati danno un Venturini in splendida forma. Sono particolarmente contento anche, devo dire, di questo dato di un sindaco di 39 anni per la città di Venezia, che è una cosa, diciamo così, visto che Venezia fa notizia in tutto il mondo, che un under 40 possa essere sindaco pur con una lunga esperienza come quella della di città Simone, più bella del mondo, ovviamente. devo dire che è un bellissimo segnale per l'intera politica, direi. Allora, intanto vi confermo soglia di sbarramento al 3% per quanto riguarda il Comune di Venezia, quindi bisogna attendere di capire se Boldrin come da seconda proiezione della RAI supera il 3% o meno, e quindi può entrare in Consiglio Comunale. 64,16 Venturini, 29,04 Martella, 2,86 Michele Boldrin, con 7 sezioni su 256. Che altro dato le arriva? No, la conferma di Vidor, quindi... Vabbè, vi do, cioè, Il centro del mondo. ho capito, una volta che l'abbiamo detto, non è che detto 10 volte vale 10, ho capito, però Sicuro che va bene. Perché particolarmente soddisfatto? sono particolarmente soddisfatto. Perché? Perché conosco il candidato sindaco, le qualità umane e amministrative del candidato sindaco, e quindi so che farà molto bene. Perché Vidor comunque è un comune che pesa. Sì. E storicamente è sempre stato leghista, storicamente. Ecco, vede, eccolo là il sorriso, cioè 2 contro 1, oggi pomeriggio vince lei, vede Vidor. Ogni tanto a Chiarano Qui in invece studio. è andata male. Vabbè. Allora vi faccio Si vince, vedere, si perde. A Chiarano. poi c'è una sezione di Ponte di Piave che Se aspettavate. non sbaglio erano tutti contro De Pieri. Tutti contro Cioè, addirittura sono talmente risidi, talmente che fanno alleanza con la sinistra. Non è vero, era una Con la sinistra. Era una civica. Sì, Era una civica, non c'era il simbolo. Non c'era il simbolo. Però dove abbiamo detto vince Stefano De Pieri. Sì. Va bene, volevo farvi vedere questo primo di Ponte di Piave. Risetto, Stefani, hanno fatto una... Mi alzate il microfono, che almeno in onda fate sentire cosa si dicono, come a scuola. Allora dai, torniamo seri per quel che possiamo. Ponte di Piave, dicevo, 51,77% Matteo Buso, 20,98 Stefano Picco, 18,53 Arturo Miotto e 8,72 Tommaso Alvise e Tommaso Ponzetta. Qui Chi è davanti? Là? Buso. avanti è Matteo col Buso, 51. Vivi Ponte, Con? 51,77 e mi pare una sezione su 8. Cosa dite? Sì, ha vinto anche, le posso dire. A Barbisano risulta vinto Non abbiamo notizie da Matteo Buso, Ho appena quindi? avuto io in diretta in questo ok. momento, mentre l'ho detto. Ha vinto Buso. Quindi? Ok. E quindi ha vinto Buso. E quindi sì, ma sono tutte civiche, controciviche, cioè, No, beh, qua c'è il segretario provinciale. No, Se vuole poi le dico io come... bravo, che perché sennò io ho bisogno della prova del 9 ogni volta che voi devo avere l'altro che mi racconta, se no mi serve il terzo. Ci siamo permessi il lusso, secondo questo seggio, di arrivare sia primi che secondi come Lega. Meglio di così, cosa vuole che le dica? Vabbè, dai, Coin. Sì, no, è vero. No, vabbè. Era quello che dicevamo prima, che era francamente per me come segretario comunque motivo di disagio, perché quando hai una sezione della Lega vincente come Ponte di Piave che si spacca a metà, la preoccupazione è quella che magari tra i due litiganti non vinca il terzo incomodo. Fortunatamente Non è andata così, non è andata e avendo così. la sindaca uscente che è diventata assessora, diciamo, l'ispirazione è più vicina a Matteo Buso, al vincitore? Sì, cioè, sì, no? sì. Cioè la Paola Roma, che è diventata assessore sociale di regione, ecco perché al voto Ponte di Piave. Guardi, io ho fatto questa scelta
quando in situazioni, ogni tornata elettorale ce ne capita una, diciamo così, insomma, ma di magari divisioni? Sì, una insomma, voglio dire. abbiamo visto qua più di divisioni una all'interno della Lega. Io ho fatto la scelta di non andare a Ponte di Piave, né da una parte né dall'altra, perché dove vi sono militanti della Lega e da una parte e dall'altra, scegliere tra gli uni e gli altri è come chiedere alla mamma qual è il più bello tra i suoi figli. E infatti nessuno ha corso con il simbolo della Lega. Ciò non toglie però che siano passaggi che non devono essere. Certo. Io sono un po' più rigido rispetto a Riccardo, che tende ad accomodare. accomodo perché alla fine il risultato è andato bene, ma il timore... Ma abbiamo rischiato l'osso al collo. Certo. Non ha senso. Allora, c'è già il festeggiamento di Marco Della Pietra, adesso cerco di trovarvi il video appena possibile. Non ho capito solo la pubblicità perché è accesa. Chi ho qua? Chiara Gaiani, ma so che Ilaria Marchiori è con Raffaele Speranzon, quindi appena possibile mi date l'ok e andiamo da Ilaria. Chiara, dove sei tu adesso? 6 casse di champagne. Allora, buongiorno, sono nella sede elettorale di Franco Ennio, che ringrazio, il candidato di centro-sinistra a Monselice, dove si profila un ballottaggio. Per voi è già una vittoria? Sì, direi di sì. Dispiace molto l'affluenza al voto, calato sensibilmente di 6 punti, siamo a 60,5. Questo è un dato negativo per tutta la città ovviamente. Rimaniamo però concentrati sui risultati che stanno affluendo, per il momento solo 4 sezioni su 20. I dati, come diceva lei, si stanno profilando appunto per un ballottaggio. Ecco, testa a testa tra lei e Peraro, che ricordo è il vice sindaco reggente, ma 30% anche Fabio Conte, quindi insomma la partita è aperta. Sì, la partita è tutta aperta, per il momento non si può dire nulla di concreto perché appunto, come dicevo prima, sono troppo pochi i seggi scrutinati. Ecco, però sicuramente insomma già da adesso si può dire che non si profila una vittoria al primo turno a Monselice, si andrà al ballottaggio, la coalizione di centrosinistra è soddisfatta per questo risultato? Direi proprio di sì. Il lavoro che è stato fatto, quello di riunire tutto il centrosinistra, secondo me sta dando i primi segnali soddisfacenti e positivi. Speriamo continui così il trend e noi ci prepareremo a dovere per il ballottaggio qualora appunto i risultati fossero così. Ecco, noi ci spostiamo da Stefano Peraro, cerchiamo anche Fabio Conte. Ferdinando, ti restituirei la linea. Va bene, allora grazie Chiara, fermi lì, qui è come a scuola, tenerli buoni è dura oggi. Allora, mi fate vedere appena possibile Ilaria Marchiori che è con Simone Merlo a Venezia. Ila, tu mi senti? Fermi, silenzio. Ila, tu mi senti? Fai vedere, abbiamo Raffaele Speranzon che è tra l'altro, vi ricordo, il coordinatore regionale, il segretario regionale di Fratelli d'Italia. Vai, vediamo, dov'è? Facciamo vedere. Ecco, è ancora al telefono. Sta arrivando un attimo che è al telefono, ovviamente potete immaginare dei momenti concitati, però vi voglio dare un dato. Eccolo, benvenuto Speranzon, eccoci, qui siamo in diretta. Un dato che mi è appena arrivato: su 29 seggi siamo a 2.200 voti di differenza a favore di Simone Venturini. Questo è proprio un dato arrivato da poco. Allora, come commentiamo questi numeri, questi dati che stanno arrivando? Intanto adesso stiamo commentando dati reali, finché era un exit poll era inopportuno fare qualsiasi tipo di commento. Possiamo dire che c'è stata una piccola lieve riduzione del numero degli elettori, questo ci dispiace perché l'affluenza per noi è testimonianza di vivacità a livello di partecipazione nel territorio. Detto questo, il distacco che sembra profilarsi tra Venturini e Martella è un distacco significativo che pare addirittura essere superiore ai 10 punti percentuali ed era impronosticabile da parte di tutti. Tutti noi avevamo ragionevole speranza e anche la convinzione di poter superare il 50%, ma non credevamo che fosse così indietro il candidato del centrosinistra. Forse non è una battuta, ma la presenza in città contemporanea o quasi di Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e Renzi non ha giovato al candidato Martella. Quindi secondo lei solo questo può essere stato determinante o qualcos'altro? Io credo che i cittadini quando votano alle amministrative diano un giudizio rispetto a ciò che hanno visto realizzare negli anni di governo del centrodestra in questo caso,
il fatto che abbiano scelto di votare la coalizione, la lista Venturini, i partiti di centrodestra, vuol dire che hanno ritenuto di voler confermare un'amministrazione di centrodestra al governo di Venezia, ricordando magari i guasti che quando per decenni ha governato il centrosinistra ha fatto ai danni alla città, ai danni di tutti i cittadini. Speranzon, questo nonostante tutto quello che è stato detto su questi ultimi 11 anni di amministrazione Brugnaro, ne abbiamo sentite tante nel corso di questa campagna elettorale. Più che sentite, i cittadini vedono ciò che è stato realizzato, ciò che è stato fatto, vedono l'enorme differenza tra chi decideva di spendere e utilizzare, sprecare per me i soldi pubblici dei cittadini per comprare centri sociali o per realizzare campi sinti e chi invece ha deciso di investirli nel futuro dei giovani attraverso la realizzazione di palestre, di spazi aggregativi, di palasport, di spazi culturali importanti soprattutto nella città di Mestre, e quindi il giudizio degli elettori va sempre rispettato. In questo caso, oltre al rispetto per il giudizio che hanno dato gli elettori in questo primo turno alle amministrative di Venezia, c'è anche la soddisfazione di vedere che è un giudizio che è andato positivo nei confronti del governo di centrodestra. Secondo lei quanto ha pesato la questione moschea? Ma può aver pesato anche la questione moschea. C'è un tema che riguarda la necessità di avviare un'integrazione all'interno del nostro tessuto sociale che deve passare dal nostro punto di vista attraverso l'assimilazione di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro modo di vivere, non il riconoscimento di culture, tradizioni che spesso e volentieri sono distoniche rispetto anche a conquiste civili alle quali non siamo disposti a rinunciare, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne. Lei ha detto insomma che non ve lo aspettavate un risultato così, anche se stiamo ancora ovviamente aspettando. Quanto può aver pesato il risultato del referendum? Perché in questo caso è andato esattamente all'opposto. No, è la dimostrazione che ogni elezione fa storia a sé. Il referendum, il risultato nel Comune di Venezia è stato nettamente e marcatamente a favore del no. Alle elezioni amministrative vedete che quello che era rappresentato dal campo largo con il proprio candidato rispetto ai voti del no al referendum, insomma, mi pare che ci sia una marcata differenza, è crollato letteralmente il consenso. Queste elezioni dimostrano anche che evidentemente come forze politiche e civiche abbiamo scelto il candidato migliore e io credo che Simone Venturini, bisogna dargli merito, è sicuramente un bravissimo assessore che ha lavorato in questi anni con grande determinazione, competenza e capacità, ascoltando i bisogni di associazioni e cittadini, conoscendo palmo a palmo questa città non dal punto di vista solo territoriale ma anche dal punto di vista delle professioni, delle funzioni, delle necessità, delle aspettative che provengono dai tanti complessi territori che la compongono e evidentemente dall'altra parte non c'è stata altrettanta capacità. Hanno scelto di mettere una figura molto autorevole dal punto di vista politico, esponendosi da questo punto di vista anche a un giudizio politico rispetto al dato elettorale, perché è chiaro che il coordinatore regionale del PD se prende meno del 40% in una città come Venezia, insomma, deve interrogare anche la classe dirigente di quel partito e più in generale un partito che qui ha portato tutti i pezzi da 90, perché sono venuti tutti. Io le chiedo anche un giudizio su questa campagna elettorale. È una campagna elettorale tutto sommato accesa, ma entro i limiti più o meno prima l'avevamo già detto del buon tono con istituzionale. il nostro inviato, grazie. Una campagna elettorale nella quale ci sono stati tanti candidati sindaci con tantissime liste, quindi questo inevitabilmente da un lato ha portato a una dispersione dei consensi, ma ha arginato, diciamo, quello che è il calo dell'affluenza, che magari sarebbe stato ancora più marcato se ci fossero state meno liste e meno candidati, e quindi una campagna elettorale che ricorderemo positivamente, mi auguro fra qualche ora estremamente positivamente. Ecco, sarebbe un segnale decisamente forte che arriva dalla città, che arriva da Venezia. Venezia non è, con tutto il rispetto di tutti i comuni che vanno al voto, è una città che rappresenta anche a livello mondiale una delle icone dell'Italia.
Venezia è una città che è capoluogo di regione e di una regione che non è una regione qualsiasi, ma è uno dei motori produttivi nazionali. Venezia è una delle poche città metropolitane nelle quali governava il centrodestra e con il voto di oggi e di ieri noi speriamo che possa continuare a essere ben governata dal centrodestra. Speranzo, un'ultima domanda, perché noi insomma ci conosciamo bene, ci siamo visti, ci vediamo sistematicamente. Alla luce di questi risultati, lei è pentito di non essersi candidato a sindaco? No, assolutamente no, anzi sono assolutamente convinto di aver fatto la scelta giusta, a fare un passo indietro, mettendo in condizione quello che era il nostro miglior candidato sindaco, Simone Venturini, magari auspicabilmente di diventare sindaco di Venezia. Grazie, se non ci sono domande dallo studio io restituisco la linea. Si è già sentito la Meloni? O è presto, dai, ancora bisogna aspettare il risultato. Attenzione, un attimo solo, mi chiedono dallo studio se ha già sentito Giorgia Meloni. Sì, certo. E cosa le ha detto? Sono in costante contatto con Giorgia Meloni. C'è un primo commento, qualcosa che ci può dire? C'è, di sicuro c'è. Eccolo, ecco, un attimo Ferdinando, che stiamo prendendo, controlliamo il cellulare. No, è perché se magari mi ha scritto negli ultimi secondi, perché vedete che abbiamo qualche problema nella gestione di... Ma se vuole anche uno sguardo, diciamo, ai risultati che si... Un attimo. Al primo turno sarebbe mondiale. Ecco, commento di Giorgia Meloni. La prima reazione di Giorgia Meloni quando ho scritto che le cose potevano anche andare in un certo modo. Al primo turno sarebbe mondiale. Questo è il commento di Giorgia Meloni per avete tramite sentito? di Raffaele Speranzon, che ringraziamo davvero anche perché ovviamente è soddisfatto e non si è sottratto alle domande di Ilaria Marchiori. Quindi Ilaria, ti lasciamo lì, ovviamente se ha qualche altro commento. Al primo turno sarebbe mondiale. Commento di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, al cellulare di Raffaele Speranzon, che come vedete Raffaele Speranzon in diretta per Antena 3 ci ha letto pochi istanti fa. Ovviamente se poi ha un commento anche su Vidor, Giorgia Meloni, scrivo a Giorgia, non voglio, me l'ha servita. Lo so. Fermi qua. Allora, attenzione perché anche Baldan ha un aggiornamento definitivo di lettura dal vostro punto di vista, quindi poi Nick, che coordina questa diretta straordinaria come sempre e in maniera straordinaria, come il suo lavoro di tutti i giorni, se riusciamo poi Nick ad andare da Filippo Fois, ma vedo Zanato, quindi andiamo, anche a voi risulta? Ma i dati sono ovviamente partita persa al primo turno? Parziali, ma sembra che Venturini si avvii verso una vittoria al primo turno, mi pare evidente, insomma, da questo punto di vista, una vittoria tra l'altro credo sua personale soprattutto. Perché dice sua personale? Perché comunque la parte partitocratica che l'ha supportata è stata molto marginale. Prima, adesso vedevo entusiasta il senatore Speranzon, come sempre gli accade, ma Giorgia Meloni qui a Mestre non è venuta né a Venezia, quindi è chiaro che tutta la partita, i riflettori dal punto di vista comunicativo si sono accesi soprattutto di fronte a ciò che ha fatto Simone Venturini e la sua squadra. Va bene, vedo, sì, mi hanno detto Lucio, ecco Lucio, subito da te, ripeto, al primo turno sarebbe mondiale, il commento di Giorgia Meloni in merito, eccolo qua, grazie, al risultato possibile, altamente probabile di Venezia, in largo vantaggio il centrodestra con un probabilissima vittoria al primo turno. Sono le 17:22 in questo momento, quindi attendiamo. Lucio, dove sei adesso? Io sono in piazza qua a Spresiano, come vedi si sta organizzando la festa, stiamo aspettando tutti Marco Della Pietra, perché sì, ormai è diciamo... Ma non si è buttato allora ancora nella fontana? Con che percentuale? Non si è buttato nella fontana? No, nella fontana no, e credo che è meglio che non lo faccia perché la fontana è vuota tra l'altro, per cui si farebbe anche male. Però in piscina pare proprio che si sia buttato. Allora sono con il suo portavoce, perché potremmo definire così di nuovo, ma è vero che si è buttato sulla piscina, Marco? Sì, ci ha mandato un video che era talmente in tensione che si è buttato in piscina. Stiamo aspettando che si rivesta, che arrivi qua per festeggiare e aprire una bottiglia tutti assieme. Ma verso che ora ci sarà la programmazione? Oddio, programmazione stanno arrivando i presidenti di seggio adesso, per cui penso che
ma ce n'è uno a Seggio che c'è un problema di schede che ancora non sono conteggiate perfettamente, ma sì, io spero che in mezz'oretta siano qui tutti, insomma, che poi andiamo a riproclamare il nostro sindaco come sindaco per i prossimi 5 anni. Ma ci dica la verità, poi voi che siete stati lì a vedere, a fare, a controllare, perché qui con i dati ufficiali è ancora un po' così, ma è vero che la sinistra è avanti rispetto a Lega e Forza Italia? Guardando quello che stiamo conteggiando tra di noi, più o meno sono lì, forse un po' più avanti la sinistra. Io ero Lovadina invece era più avanti la lista, l'altra lista di centrodestra, diciamo, non della Lega perché è una coalizione, e la sinistra era più indietro, però mi pare che a Spresiano invece è il contrario, per cui aspettiamo che finiscano di conteggiare tutto. Perché questo è un altro dato politico, eh? È nato dato politico, infatti, perché nonostante tanti big, insomma, noi con la nostra umiltà ci siamo difesi, abbiamo parlato con la gente, abbiamo cercato di continuare a dire alle persone: guardate quello che è stato fatto in questi anni. Un po' sulla linea Venturini a Venezia, cioè quello che è stato fatto. Quello è un altro risultato sorprendente, perché se Venturini vince il primo turno io credo che nessuno se lo aspettasse. Quando si sta in mezzo alla gente, si parla con la gente, alla fine vieni premiato. Grazie, allora noi aspettiamo l'arrivo di Marco Della Pietra, riconfermato sindaco qui a Spresiano. Lucio, appena lo vediamo ti chiamiamo subito per la linea, così vediamo in diretta le cose. Dimmi. Lucio, siccome ci avevi detto c'è un video non lo trovo sto video in cui lui si tuffa, se vuoi farcelo avere, ecco, se intende replicare avvertitelo che la fontana è senza acqua, no? Perché diceva rischiamo la scena tipo Fantozzi. Allora, fermo lì. Ha vinto Marco Della Pietra a Spresiano, e questo è un dato interessante anche all'interno del centrodestra, l'abbiamo detto tante volte. Grazie, tu resta collegato, appena arriva ovviamente siamo da te. Intanto è successo di tutto, perché negli ultimi minuti abbiamo molte conferme, tra cui dicevamo Malo addirittura col 74 almeno in questo momento. Sì, ovviamente è chiusa, Malo, il sindaco della Lega ha riconfermato Moreno Marsetti. Moreno Marsetti, qui ho ancora un dato non definitivo, ma 74,02, Luciana Silvestri 25,98. E guardate che su Vicenza ce ne sono parecchi. Volevo dire un'altra cosa. Albettone, fermi, la patria di Gio Formaggio. Raissa Balsemin 55,80, la lista di Gio mi pare, e Patrizio Carotta col 44,20, quindi vince Raissa Balsemin, giusto? Dovrebbe essere la lista di Gio. Di Gio Formaggio. Dicevo altri risultati, sempre provincia di Vicenza, mi risulta Anguillara Veneto, intanto a Padova Fabrizio Biancato, eletto sindaco. Trevenzuolo, Verona, Eros Torsi, Pernumia, Marco Montino, ancora nel Padovano, Colle Santa Lucia, Paolo Frena, ed è nel Bellunese, a Malo abbiamo detto Moreno Marsetti. Ora vi faccio vedere a 9, ma l'avevamo anticipato con il nostro Mirko Cavallin, Luca Rebellato, eletto sindaco, confermato in realtà. Confermato, sì. Esatto, vero? A Posina, scusate, Adelio Cervo, Posina, 241 voti, eletto sindaco con 241, 2 sezioni. Adelio Cervo batte col 66,21 Andrea Ceccellero col 33,79. Così a Posina. Vicenza ancora. Ad Arzignano siamo in vantaggio, potremmo vincere al primo turno. Sì, sicuro. Sì. Sicuro ad Arzignano, io ho una sezione su 24, però non la Lega, che è il 13%, almeno nell'unica sezione che ho io qua. Quindi Riccardo Masiero, che ha sia Fratelli d'Italia che Forza Italia, al 74,56, mentre Enrico Marcigaglia. Uscente della Lega. Come? L'Alessia Bevilacqua. Una nostra collega. L'ha eletta consigliere regionale, quindi. Ok. Esatto. Dove siamo arrivati? Filippo, andiamo. Cosa? No, volevo dire una cosa, che la sezione che abbiamo visto prima di Monselice è l'ospedale. L'unica, è chiaro che è la prima che arriva sempre. Ma perché magari qualcuno dice 22, 33, eccetera. Io non l'ho ancora fatto vedere. 4 voti per uno, 3 per un altro, 2 per un altro. Sì, una sezione. Se ne sono uscite altre nel frattempo, magari. Unica sezione su 20, almeno Monselice. O è l'ospedale o la casa di riposo. Ennio Franco 44,44, centro-sinistra, Stefano Peraro, ho capito. 33,33, certo, 4 voti, 3 voti il centro-destra, 2 voti. Non è indicativo, non c'è alcun dubbio.
dubbio. Soave, 9 voti Dennis, Adami. Quanto ha vinto? Sta vincendo col 67% del nostro amico Fermi, Pressi. Soave importante, ve dicevo Matteo Pressi. 3 su E quindi? 6. Beh, Stravince la sua lista. Stravince. In continuità con Sì, Matteo sì, Pressi, sì. 67-87, io ho 3 sezioni su 6, Gaetano Tebaldi invece al 32-13. So che stiamo aspettando anche l'europarlamentare Paolo Borchi, appena arriva mi fate sapere. Per la Lega, guardate, andiamo con quello zaino, fai pure vedere Tony, si guarda intorno sconsolato il nostro Filippo Fois. Phil, ci sono novità, movimenti? No, non ci sono movimenti e questa diciamo che è una risposta, già che parla da sola. Allora posso dirti, allora, non si sono ancora visti i big della coalizione, certo. Non sono arrivate particolari notizie, come si diceva, aspettavamo magari che ci passassero qualche... Tannariello è lì in fondo, che sta parlando al telefono, che è quello che poi si è assunto l'onere di avere i rapporti con la stampa. Qui naturalmente c'è anche la stampa nazionale per cui ha rilasciato lui tutte le dichiarazioni. Diciamo che in questo momento il ragionamento che si sta facendo è sulle sezioni che sono state scrutinate, di cui abbiamo avuto il risultato. Se da un lato è stato superato lo shock iniziale che ha completamente ribaltato tutte quelle che erano le previsioni dei sondaggi, adesso si sta cercando di capire se il centro-sinistra riesca ad arrivare al ballottaggio, cioè se i consensi che vediamo a Venturini adesso sono al 61%, inizieranno a calare man mano che arrivano le sezioni da Venezia e Mestre. Hanno detto tutti più o meno le sezioni che sono state scrutinate sono sezioni in cui il centrodestra era dato vincente, però le dimensioni di questo successo sono state più ampie del previsto. A questo punto quindi è lecito che ci sia qualche dubbio su come sono andate anche le sezioni in cui era più forte il centro-sinistra. Per dirti quanto diciamo sia sorprendente questo dato, non è solo per quelli che erano stati i risultati di tutti i sondaggi, ma anche perché l'impressione netta che c'era stata in questi ultimi anni è che la città si stesse spostando. Anche alle ultime elezioni regionali, lo ricordiamo seppure per pochissimo, Giovanni Manildo aveva preso più voti di Alberto Stefani, per cui Venezia era stato uno dei pochissimi posti assieme a Padova in cui aveva vinto il centro-sinistra. Quindi che cosa sia potuto succedere e perché ci sia stato questo cambio rispetto a quella che era una tendenza che sembrava si stesse consolidando in questi ultimi anni, accanto anche al fatto di previsioni da parte di tutte le case sondaggistiche che sono tutte completamente sbagliate. Allora Filippo, quindi diciamo a difendere i colori in questo pomeriggio che è stupefacente nell'esito, quindi contro ogni previsione per quanto riguarda Venezia, che adesso continueremo a commentare nel passaggio. Siamo a 16 sezioni su 256, diceva adesso, sono rimasti, ecco, dicevo questo, Montanariello che hai tu lì e Flavio Valdan che è qui con noi, che ancora ringraziamo. Quindi 16 sezioni su 256, 61 e 26 Simone Venturini, 31 e 78 Andrea Martella, Boldrin 2,95, a Girmo 1,42, guarda che ho visto passare dietro di te Montanariello, quindi se puoi intercettalo di nuovo. Debacle di Martini, perché non è... Dov'è? 1,22. Non ricordo male, nel 2020 prese credo il 4, oltre il 4% in termini percentuali, adesso lo vedo all'1,22, quindi mi sembra che non abbia premiato il fatto di essere andato da solo per quella che è la sua lista civica. E per quel che riguarda invece i dati, effettivamente io non credo ribaltamento ovviamente da questo punto di vista. È chiaro che c'è una differenza, l'abbiamo detto fin dall'inizio, fra i dati che provengono da alcuni punti della terraferma e il centro storico veneziano, dove il centro-sinistra di solito per storicità è molto più avanti dal lato percentuale, e quindi credo che la situazione si assottiglierà, però non credo che così tanto da poter compromettere un'eventuale vittoria di Venturini al primo turno. Quindi che anche lei confermerebbe. Dunque, non abbiamo altri dati per ora. Villadose però non abbiamo detto, no? Rovigo, Pierpaolo Barison. Allora lo leggo.
e Campodarsego. Adesso vediamo, dunque Rovigo, Villadose, l'unico comune del Rodigino ad andare al voto, Pierpaolo Barison col 73,54%, eccolo qua, Elena Botton 26,46%. Cosa dicevamo? Campodarsego, Alta Padovana, andiamo a vedere, lei dice che vince l'uscente Walter Gallo, già sindaco, quindi Campodarsego a Padova, Walter Gallo. Va bene, altro che vi risulta? Qui ha il 66,90, ma noi non abbiamo le sezioni definitive. Denis Barison 17,15. Sa che è andato, gliel'ho detto. Coin, dati altri che vi arrivano? Del Trevigiano, qualcosa che ci interessa ancora? Niente di particolare. Castelfranco vi dico solo che sono 0 sezioni sul sito del Ministero dell'Interno, possiamo anche farlo vedere, incredibile, cioè, su questo siamo in attesa. Chiarano l'abbiamo già detto, invece l'abbiamo dichiarato noi, Stefano De Pieri, anche qui sono 0 sezioni. Ponte di Piave l'abbiamo dichiarato, sì, Matteo Buso, ha vinto Silea, abbiamo dichiarato anche questo, fateli pure scorrere, Angela Trevisin, Spresiano abbiamo detto Marco Della Pietra, sta arrivando, ci sarà il nostro Lucio Zanato ad attenderlo, Cristian arrivo subito, Vidor confermato, Nicola Zandon abbiamo detto anche noi, già vinto, Chris si è allontanato, dove va? Cristian, chi sta chiamando? Fatelo vedere, là, dove è andato, chi sta cercando? Chi sei andato a importunare? Questa è la definizione corretta. Cristian Arboit, Aspetta che si è bloccato, si è frizzato lo zaino. Vai. Siamo nella sede del centro-sinistra della candidata sindaco Maria Ghimenton. Maria Ghimenton a supporto dell'avvocato penalista, ci sono 3 liste, la lista del Partito Democratico, Castelfranco Civica e Castelfranco Può. Attualmente Maria Ghimenton è al 28%, questo dice il sistema interno. Come sapete i dati vengono caricati dopo su eligendo i dati ufficiali, ma questi sono i dati che arrivano dalle 32 sezioni del territorio comunale. Prima eravamo nella sede del centrodestra, qui nella sede del centrosinistra un po' il modus operandi è chiaramente lo stesso, si aspettano i dati e i rappresentanti di lista e poi appunto Sebastiano Sartoretto annuisce, agite in qualche modo di conseguenza. Allora Sebastiano Sartoretto è un volto notissimo qui a Castelfranco, è un po' uno dei simboli del Partito Democratico del centrosinistra, l'ultima volta aveva... Chi saluto? Stefano Marcon e insomma era arrivato quasi sul collo, con il fiato sul collo a Stefano Marcon. Stavolta invece che cosa succede, Sartoretto? Ma siamo al primo turno, siamo ai 2/3 dei seggi, mi pare sostanzialmente che possiamo dire che c'è un calo significativo dei consensi al centrodestra e le altre 2 liste, o meglio i 2 candidati outsider, Maria Ghimenton e Daniele Manente, hanno fatto, mi pare, dal risultato molto bene. Vediamo chi sarà lo sfidante al ballottaggio, perché ballottaggio è ormai certo, e quindi vedremo se sarà Maria Ghimenton, come io mi auguro, o se sarà Daniele Manente. Daniele Manente, che rappresenta un ampio fronte civico, perché il civismo davvero sta facendo la differenza in questa tornata amministrativa, più di sempre, verrebbe da dire. Sì, lui ha impostato tutta la sua campagna elettorale rivendicando appunto il civismo puro. Noi abbiamo in coalizione 2 civiche e la nostra lista di partito, quella del Partito Democratico. Sì, effettivamente il civismo in questa campagna elettorale l'ha fatta da padrone. E questo che tipo di segnale è anche nei confronti dell'amministrazione uscente? Ma il segnale nei confronti dell'amministrazione uscente, anche per il calo significativo di votanti, è una sfiducia nella politica e nella pubblica amministrazione, e certamente il calo di votanti non è foriero di consensi per la maggioranza che ha governato Castelfranco in questi ultimi 15 anni. Sartoretto, quando arriva Ghimenton, l'ha sentita?
non l'ho ancora sentita, aspettiamo di avere qualche seggio in più per capire come andrà a finire questo testa a testa e poi trarremo le conclusioni. Grazie Sartoretto, questione penso di mezz'ora a questo punto. Ti dimostro, ci rivediamo tra Ferdinando. poco. Allora, due flash. Voglio ringraziare Cristian Arboit con Nicoletta Rizzetto, voglio salutare e ringraziare l'onorevole Dimitri Coin. Intanto dirvi che tra poco più di 40 minuti arriverà Simone Venturini, quindi Ilaria Marchiori, che ha già intervistato il senatore Speranzon, coordinatore giovane Fratelli d'Italia, che per suo tramite ci ha riportato le parole di commento di Giorgia Meloni, insomma lì arriverà anche Simone Venturini. Ultimo ragionamento che vuole fare prima di salutarci? No, non ci sono ragionamenti particolari. Il dato di Venezia è sicuramente un dato sopra le aspettative, ma che fortunatamente posso dare anche la Lega, intanto vedere. Fortunatamente è andato nella direzione in cui tutti noi speravamo. Eccolo qua. Chi è? Marco Della Pietra, sì, Marco Della Pietra, vediamo le immagini del festeggiamento di Marco Della Pietra. Insomma, intanto abbiamo il primo sindaco intervistato. Spresiano, il centro del mondo, sì. Marco Della Pietra, in diretta per la televisione. In diretta. Ragazzi, grazie a tutti, ma guarda loro che sono stati stoici. Allora, prime parole del sindaco riconfermato. Grazie a tutti, grazie agli spresianesi, grazie agli amici, grazie alla mia squadra, alla mia famiglia, grazie, che bello. Cos'è che ha fatto la differenza? Cos'è che ha fatto la differenza? Loro hanno fatto la differenza, i cittadini di Spresiano hanno fatto la differenza, mi pare che... adesso non lo so bene le percentuali, ma le ho... Ti sei dimenticato? Non so più... C'è Ferdinando Varino... Ma non so, ciao grandi, ciao a tutti, no, ma non ho... Ciao Andrea! Ma è vero che si è buttato ringraziare in piscina. Tutti per nome, adesso è lunga. Non lo faccia qua perché non c'è neanche l'acqua. Ma non l'abbiamo messa perché ha piovuto fino all'altro giorno. No. Aspetta. Ma è caldo, il vin caldo, aspetta, facciamo. Ti sente Ferdinando? Ciao Ferdinando. Buonasera sindaco. Mi hanno dato una bottiglia di vino. Complimenti. Felice, ma sono felice per... Ciao, grazie. Adesso ci sono i complimenti anche da parte di Claudio Borgia. Sì, grazie Claudione, grazie mille. Grazie davvero. No, è stata... Ma davvero sono contento perché stavolta qua sono loro, dovreste intervistare tutti quanti quelli che mi hanno dato una mano e quelli che Ecco, questa è fresca, vedi, tu adesso me ne hai dato una fresca, bravi. E no, davvero, squadra impareggiabile, una famiglia impareggiabile, dei supporters impareggiabili e dei cittadini impareggiabili. Credo che il risultato rispecchi l'impegno che c'è stato e che riconosca anche quello che abbiamo fatto in questi anni. Ecco, però c'è chi dice che se non ci fosse stata la frattura nel centro-destra sarebbe arrivato all'80%. A me non me ne frega niente dell'80%, non è quello. I numeri sono importanti quando si parla di bilanci, quando si parla di fondi, quando si parla di cose fatte, ma qui non siamo in democrazia, per cui bastava un voto in più addirittura. Spiace per l'astensionismo? Sì, però non è che l'astensionismo sia solo per noi, è per tutti, quindi di fatto più o meno 2 spresianesi su 3 va bene. Hanno scelto, quelli che sono andati a votare hanno scelto noi. Va bene. Prima di stappare la bottiglia, se hai delle domande? No, devo salutarvi al volo. Facciamo subito, dai, stappiamo la bottiglia, via. Via. Allora, Fioi! Occhio al cameraman. Occhio. No, guarda che non ve bagno. Stai tranquilli che non ve bagno. Verso Zanato, no, ormai. No, vabbè, così, Evviva! Un po'. Va bene, grazie davvero e complimenti a Marco Della Pietra, lasciate pure le immagini se volete, con in flash davvero così chiudiamo, come ha sentito anche, non mi interessa l'80%, no? Quindi tutti insieme. Lui ci ha dato nella piazza dove forse il risultato SMS Lea poteva essere quello più già orientato, ecco, tutte le altre sono state piazze nel Trevigiano particolarmente combattute, noi usciamo con un comune in meno ad oggi perché è Vidor che passa di mano e confidiamo noi come Lega, confidiamo sul ballottaggio appunto di Castelfranco come coalizione di centrodestra e questa è la fotografia un po' trevigiana. Per quanto riguarda Venezia, come dicevo prima, il risultato
al di sopra delle aspettative, perché tutti si aspettavano un ballottaggio e poi una partita secca su fra 15 giorni, invece sembra si vada alla vittoria al primo turno, incredibile. Allora, grazie davvero all'onorevole Dimitri Coin. Dopo la pubblicità, pochi istanti, è con noi Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Tra poco. Allora, rientriamo, sono le 17:44, sempre in diretta con il grande vantaggio che ha Simone Venturini su Andrea Martella, 19 sezioni su 256, così a Venezia, e tra l'altro la diretta del Corriere.it riprende quello che ha detto a noi, rispondendo a domanda precisa di Antena 3, Raffaele Speranzoni. Il commento di Giorgia Meloni: al primo turno sarebbe mondiale. È nella diretta di tutti i siti nazionali, cioè il commento sul risultato di Venezia. Così fosse, si dovesse confermare una vittoria del centrodestra al primo turno, sarebbe mondiale, così come ha detto Giorgia Meloni. Buonasera, ben trovato, buon pomeriggio a Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Buonasera, grazie per l'invito a voi. Commento? Commento, mettiamo le mani avanti, perché oggettivamente di sezioni da scrutinare mi sembra che ne manchino ancora tante, però chiaramente quello che ci dice questa prima fase dello scrutinio è un qualcosa che desta sensazione, stupisce tanto, ma per una serie di motivi. Innanzitutto perché Venezia, almeno dal 1975 in poi, almeno fino all'epoca Brugnaro, ha sempre avuto una certa storicità con sindaci socialisti, sindaci magari civici, ma sempre sostenuti dal mondo del centro-sinistra. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto, e non da trascurare, è che in questa fase storica non soltanto le elezioni amministrative, ma tutte le campagne elettorali comunque ci raccontano di un elettorato che premia più volentieri chi sta all'opposizione. Per cui il fatto che Simone Venturini sia stato per 10 anni una componente importante della maggioranza ha fatto sì che si potesse in qualche modo pensare che fosse eccessivamente contiguo, volesse cambiare cosa. Non è questo il punto, è che a volte si parla tanto di volontà di cambiamento da parte dell'elettorato, per cui questi due elementi, uno dopo l'altro, comunque fanno sì che il risultato che sta scaturendo da queste prime 19 sezioni mi sembra sia un risultato comunque molto molto sorprendente per tanti punti. Le faccio vedere però allo stato attuale la divisione per liste. Col 59,91% a Venezia, Simone Venturini ha la sua lista col 36,76%, dato notevole. Tra l'altro sarebbe il primo partito a Venezia, perché il PD dall'altra parte è al 21%. Quindi primo movimento politico, diciamo primo partito a Venezia è la lista di Simone Venturini col 36,76%, poi Fratelli d'Italia al 14,12% nel centrodestra. È un partito in provincia, visto che Venezia fa 260.000 abitanti. Sì, certo, cioè ne resta fuori 60.000, diciamo. E poi la Lega col 4,66%, Forza Italia 3,21%, Partito dei Veneti 0,8%, Unione di Centro 0,68%. Sì, ma può accomodarsi Borgia. Allora, poi vi faccio vedere Martella, quindi 32,77%, ha il PD al 22,48%, è cresciuto e basta, praticamente adesso con tutto rispetto, cioè ha un partito democratico che tira abbastanza, no? Magari non come si sperava, gli altri tutti attorno al 3, diciamo 3,75 all'Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle 2,58, quindi Baldan come esponente, Terre Acqua 1,20, 1,17 il PSI, Venezia e Tua 0,71, Rifondazione 0,56. Insomma, così non se lo aspettava nessuno. No, con queste proporzioni assolutamente no. Poi, ripeto, Lega 4,66, sperava meglio la battaglia della Moschea, riallinea il centrodestra che sembrava con Brugnaro. Oddio, sì, anche se oggettivamente sulle percentuali di lista forse è meglio aspettare ancora qualche altra sezione, per poi più che altro per avere la possibilità di trarre un giudizio che sia, non dico definitivo, ma quantomeno più vicino al realistico. Allora, Peschi dal Mazzo, ne ha facoltà, cosa guardiamo? Verona? Cosa le interessa? Beh, San Bonifacio,
Ma San Bonifacio siamo lì. Noi non abbiamo sezioni purtroppo ufficialmente. Cosa sa lei? Dai, lei c'ha tutte le cose lì. Guardi. Non ho bisogno di guardare, c'è tutto in testa. Niente, quindi San Bonifacio, sa già diciamo, San Bonifacio è un contesto molto particolare che va in controtendenza rispetto a quanto stiamo vedendo negli ultimi anni, nel senso che si fa fatica a trovare candidati, si fanno fatica a fare le liste. San Bonifacio con 8 candidati sindaci presenta un contesto molto, molto parcellizzato. Poi, di divisione del centrodestra. Divisione poi, del no? centrodestra, ma divisione anche del centro-sinistra, perché l'ex sindaco Provoli, sindaco per 10 anni, che questa volta si ripresenta dopo un break di 2 anni, questa volta non è più associato al simbolo del PD che presenta un proprio candidato, per cui insomma, diciamo che c'è una parcellizzazione sia nel campo del centrodestra che nel campo del centrosinistra. Chiaramente Provoli, vista la sua storicità, favoritissimo, e adesso a livello di centrodestra mi sembra che mi parlano di un testa a testa Turri contro Turri sostenuto dalla Lega più la Civica Trasparenza per San Bonifacio contro il candidato Frigo, che è sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia. Mi davano un testa a testa, quindi ci vediamo, perché noi i dati ufficiali non ne abbiamo purtroppo qui, quindi noi abbiamo i dati che arrivano dalle urne. Quindi... per quello infatti per quello contavo su di lei. Va bene, altro che arriva a Barbisano, Baldan, voi? Per questo notavo anche un'altra cosa nel centro-sinistra. Sono 22 intanto le sezioni su 256, prego. Notavo 2 cose. Una, che anche le liste che componevano le liste civiche della coalizione, vale a dire... Sì, hanno portato poco, no? Molto poco rispetto alle elezioni precedenti. Dopodiché io ne traggo anche, spero, un messaggio positivo. È evidente che le elezioni veneziane erano uno spartiacque importante a livello politico. Credo che da queste elezioni, al di là dei meriti di Venturini nella sua lista personale, credo che ci sia ancora un po' da lavorare. Dobbiamo dire una cosa: Simone Venturini ufficialmente non è espressione di nessun partito. Sappiamo che è stato in passato Unione di Centro, no? Quindi anche il fatto di non aver scelto un partito poteva essere dietro le quinte, si sa, si dice, non un suo vantaggio o un vantaggio, perché in realtà non sei un'espressione di Fratelli d'Italia, allora non corre una sufficienza per te. Adesso queste cose loro le negheranno fino alla... però è così. Quindi o non sei di Forza Italia o non sei della Lega, e invece non essendo espressione di nessuno di questi, in realtà però porta a questo risultato qui. Ma, scusate, io posso fare un'osservazione? Faccio un passo indietro, farei un'osservazione sul tema dell'affluenza, che magari è stato un tema, immagino, già dibattuto prima del mio arrivo, però fondamentalmente noi abbiamo visto le ultime regionali che hanno avuto un'affluenza bassina, il referendum sulla giustizia, quindi su un tema molto tecnico, che invece ha avuto un'affluenza molto più importante, e adesso con le amministrative, non parlo solo di Venezia, parlo di tutti i piccoli comuni, vediamo un'affluenza ancora bassa. E questo ci racconta di un grande paradosso. Ma scusate, ma io cittadino, che comunque chi fa il sindaco, chi fa è più vicino a me, posso lamentarmi, conoscerlo, di maggioranza e di opposizione, lo quello conosco. che vogliamo. Io non vado a votare per le elezioni del mio comune. Questo è un aspetto difficile da capire, però io sono arrivato ad una mezza conclusione, nel senso, tra le 3 ultime consultazioni elettorali, queste amministrative, il referendum e le regionali, quindi andiamo a ritroso, noi l'affluenza l'abbiamo vista soltanto sul referendum. E cosa aveva il referendum di diverso dalle altre consultazioni? Che è stata la consultazione più polarizzante, dove ci sono stati i toni più alti, i toni da dentro o fuori. Noi abbiamo visto queste amministrative che, mi sembra nella stragrande maggioranza dei casi, hanno avuto dei toni corretti, dei toni basati sui contenuti, dei toni pacati, e penso che a tutti noi a cui la politica piace, questi sono toni nei quali ci riconosciamo. Però sono toni che evidentemente non trainano, non trascinano la gente, non trascinano. Può essere una lettura, può essere una lettura. Convincere le persone ad andare. Può essere una lettura, non so se siete d'accordo. Velocissimi, che poi vanno da Luisa Zignano. L'abbiamo detto, io credo che questo ragionamento sia ancora più valido, soprattutto visto che stiamo parlando di legge elettorale e che uno dei mantra è sempre il discorso delle preferenze. Qui, dove vai a eleggere direttamente le persone
da parte dei cittadini, dove hai l'elezione diretta e puoi votare la tua rappresentanza, non succede nemmeno questo, e quindi questo fa ulteriormente riflettere sul grado di disaffezione. Luisa Bertini, ce l'abbiamo? Mi date il collegamento? Cos'è? Nella sede di Masiero, credo, ad Arzignano. Luisa Bertini, vai. Dillo. Niente, forse non mi sente, tanto eccolo qui l'aggiornamento, sono 25 le sezioni, di fatto siamo al 10%, giusto? Voi che lei è bravo con i numeri, io sono una tragedia. Simone Venturini 59,13 del centrodestra, Andrea Martella 33,09, Michele Boldrin 2,94, Roberto Girmo 1,4, Giovanni Andrea Martini 1,38, Claudio Vernier 0,83, Luigi Corò 0,79, Pierangelo Del Zotto 0,44. Così il dato appunto sin qui per Venezia. 10% dello scrutinio, dati reali, e direi che il margine c'è, comunque vogliate, per una vittoria che ormai sembra chiara al primo turno per Simone Venturini, che tra pochi minuti, ve lo dico, sarà in diretta perché sta per arrivare non so se abbiamo Ilaria o Filippo, mi date uno dei due ragazzi perché dobbiamo capire cosa succede a Venezia, soprattutto se... Come? Non ci so, che devono fare? C'hanno altro... Vabbè, sentiamo Nick se possiamo collegare uno dei due, ovviamente, o comunque Edi Caliman. Adesso bisogna capire che se Andrea Martella si presenta, arriva ovviamente per commentare questo risultato, attendendo immagino qualche sezione in più, almeno superando le 100, ecco 150 immagino, e se arriva... sì, e quando arriva Simone Venturini, che è dato per le 18:20, 18:30. Ditemi dove dobbiamo andare ovviamente con i collegamenti. Che altri avete? Fratelli d'Italia con Borgia? Cosa avete ancora? Guardi, sto aspettando un po' di dati, sto guardando un po' anche le percentuali dei comuni grandi e per esempio su Castelfranco Lega e Fratelli d'Italia sono testa a testa sulle percentuali. Percentuali quindi di partito. Scusi, sì. Leggo solo Monselice, Padovano, uno dei comuni che può andare a ballottaggio molto probabilmente, Stefano Peraro, vice sindaco reggente uscente. E chi è qua? Arzignano questo, no? Diamo l'audio, questo è primo turno. Arzignano. La vittoria di Masiero ad Arzignano, che vi dicevo prima, per quello 75%. Vedete la nostra Luisa Bertini, eccolo qua. I complimenti, stiamo pure con le immagini, vai. Già che bello col mitra. Buon lavoro. Allora, Vigo di Cadore eletto Mauro Giovanni Schiesaro, Alamon Davide Maria Pante, insomma ce ne sono tanti, Borca di Cadore Luca Olivotto, insomma ci sono tanti, ad Albettone fermi perché usano ad Albettone Raissa Balsemin, ma questo ve l'avevo già detto. Va bene, prima di andare lì sentiamo ancora cosa dicono. 3 Lazzaroni 78, Marcigaglia 107. Qui stanno leggendo, immagino, credo, le preferenze. Dicevamo Castelfranco, torniamo rapidissimamente anche a vedere il confronto tra le liste che citava poco fa Claudio Borgia, ma io purtroppo ho 0 sezioni su 32. Siete voi ad avere più di noi, e cosa vi dicono? Ma che... Testa a testa Fratelli d'Italia Lega? Sì, testa a testa nel senso all'interno della coalizione. Certo. Sì, e anche la lista di Pozzobon è andata molto bene. Pare che invece la Chimenton sia davanti di 250 voti rispetto a Manente, però mancano mi pare una decina di sezioni, quindi insomma... Sì, a Bonavigo, giusto, Romina Chiavelli, l'avevo sentito, sì. Albaredo d'Adige, Marco Mariano Fuin. Esatto, giusto? Entrambi sostenuti dalla Lega che vince anche ad Erbè e a Soave, sempre in provincia di Verona. Soave, l'abbiamo detto, sindaco, dove c'era il sindaco uscito, diciamo, Matteo Pressi. Adami, sì. A Palù vince Stefano Caloini. Sì, lista unica con 40% di quorum evidentemente ottenuto.
Ok, Caloini, va bene, insomma abbiamo tutta una serie di sindaci che ormai si stanno ufficialmente proclamando. Allora, annunciando più che altro. Chi è qui? Christian Arboit? Sì, vai Christian, con te, Castelfranco, dai. Sì, rapidamente ti do proprio un flash veloce. Borgia mi ha in parte spoilerato. Allora, Maria Ghimenton e Daniele Manente sono davvero vicinissimi, quindi la vera sfida in questi minuti è tra loro. Si stanno accorciando ulteriormente le distanze, quindi qui davanti alla sede del centrosinistra castellano si sta trattenendo il respiro. Maria Ghimenton è al 27,8%, Daniele Manente, che è esponente delle varie liste civiche, lo avete sentito, vicino a Maria Gomierato, è al 26,8%. In termini assoluti 3.111 preferenze per Maria Ghimenton, 3.000 per Manente. Ma insomma i prossimi minuti saranno davvero decisivi per capire chi sfiderà al ballottaggio Luca Pozzobon, che rappresenta il centrodestra. Ti posso dire che Maria Ghimenton non è ancora arrivata qui in sede, lo stesso Daniele Manente ci parlerà fra poco, non ancora, perché per l'appunto sono minuti decisivi qui nella città del Giorgione per capire chi sarà lo sfidante di Luca Pozzobon. Ti restituisco la linea, Ferdinando. Torniamo dopo, vi ricordo dalle 18:30 i nostri telegiornali, il Veneto, poi Venezia, Treviso, con tutti i collegamenti. Noi andremo avanti, ci rivediamo alle 21 con Ring fino a questa notte. Insomma, i dati, come vedete, sono ancora in corso. Dobbiamo capire che fa Martella, se va o non va a commentare, a che ora tra poco sta arrivando Venturini, pare anche il presidente della regione Alberto Stefani. Chi ho? Ilaria o Filippo? Per un commento velocissimo. Mi dite, soprattutto intanto preciso a Palù, Stefania Caloini, no? Stefania. Verona, nel veronese, ed era unica candidata, Simone quindi superato. Simone Cuomo. Dove? Ad Arcugnano. Arcugnano, non l'avevo ancora segnato né detto. Arcugnano, Simone Cuomo. Arcugnano, Simone Cuomo. Insomma, vedete che piano piano ora arrivano una valanga di dati. Eccolo là, Filippo, arriva o no Martella? Sì, eccoci. Non si sa, ero proprio a informarmi su questo, ma quello che c'è stato detto è che prima bisogna capire, per esempio, cioè bisogna avere un risultato in cui si capisce per esempio se si va al ballottaggio o meno, perché non avrebbe senso, mi hanno detto, fare delle dichiarazioni quando ancora non si sa se si andrà al ballottaggio o meno. Per cui dobbiamo ancora aspettare. Io adesso vedo che, adesso l'hanno tolto, rimane una forbice in percentuale molto importante, però si tratterebbe di 1000 voti, a seconda di come sono andati determinati seggi in determinate parti del comune, forse potrebbe esserci un ridimensionamento di quello che al momento è un grosso successo di Simone Venturini e riportarlo sotto la soglia del 50%. Questa è la speranza che c'è qui e l'attesa anche per vedere come vanno le cose a Venezia e a Mestre, cioè nelle sezioni di Venezia e di Mestre. Ma al momento non sono in grado di aggiungere altro, anche perché non abbiamo avuto neanche il conforto di qualche voce dai seggi, cioè dai rappresentanti di lista, non ci hanno detto niente. Va bene, grazie Filippo Fois, appena hai novità ovviamente torna a collegarti con noi. Castignero Nanto, Marco Montan. Sì, sindaco della Lega. Sì. Avete già fatto un bilancio, no? Ancora troppo presto, no? Vedere la situazione prima, dopo. Sindaco Montan sta chiamando in diretta. Ma sentiamo, dai. Risponda, ma certo, sì, dica, guarda, in diretta Antena 3, via. Signor Sindaco, buongiorno, sei in diretta? Metta sul microfono in viva voce, se si può. No. Si può? Ah, ok. No. Aspettiamo di vedere. Aspettiamo. Mi fate vedere Ilaria Marchiori, adesso vogliamo capire se ha vinto o no, adesso bisogna vedere. Ilaria Marchiori se c'è, perché deve arrivare il Simone Venturini e anche il presidente Alberto Stefani. Intanto c'è il giallo di Arcugnano, no? Di Castignero Nanto. A me l'hanno detto benissimo. Non ancora. Non ancora. Ah, vabbè, ok. Vede? Verifichi. Va bene, tanto aspettiamo. È avanti almeno.
Un attimo. Aia, Il bello della il diretta non è giallo. troppo bello, non è troppo bello. Tra giallo e Vabbè, pigmento viola. siamo più thriller, mi sa. Vabbè, fermi, con tutto rispetto, Castagnero, Nanto, aspettiamo. Di Vidor l'abbiamo già. Vidor l'abbiamo già detto. Fermo lì. Di 60 voti. Questa sera, gongola, diciamo, Borgia. Ilaria. Adesso torniamo seri. Ilaria, tu ci senti? Deve arrivare Simone Venturini, che a noi risulti 58 e 45, sono 26 sezioni su 256. Torniamo dietro, dai, vediamo ancora il paragone. È certo che si sta guardando quei 7-8 punti sopra il 50% di Simone Venturini per capire se sarà ballottaggio o meno. Tutto propende ovviamente per escluderlo. 58 e 45, 33 e 50 Andrea Martella. Mi sente o no, Ilaria? Possiamo... Ah, non è, ok, va bene, allora attendiamo. Io Castagnero ho 2 sezioni su 6 in quel famoso giallo. Marco Montan sta al 69,45, Manuela Vecchiati 30,55. Però insomma, non diciamo più nulla, attendiamo. Cancelliamo, diciamo, dall'elenco scaramanticamente per voi. Siamo sicuri è Recoaro a questo punto. Beh, vabbè, Recoaro è un unico candidato. Recoaro, un unico candidato, ha sparato il 40%. Zio di Cunegato. Va bene. Posina abbiamo detto, Recoaro Terme, 9 abbiamo detto, Malo. L'Onigo che non ho dati. Siamo fermi per l'Onigo, vero? Allora andiamo a vedere se c'è uno sguardo più rapido anche da qui l'Onigo. No, 0 sezioni su 15 dal Ministero dell'Interno, quindi questo non è bene. Arcugnano l'abbiamo detto, Albettone l'abbiamo detto, Cogoglio del Cengio, Massimiliano Maculan col 53 e 56. Questo ancora non l'avevamo detto. Borgia, altri dati che arrivano a lei? No, per ora non mi sta arrivando ancora niente, se non che all'Onigo, non so se ne abbiamo già, lo abbiamo già. No, e questo è che all'Onigo pare che il candidato civico più Fratelli d'Italia, mi pare, sia in vantaggio da quello che mi risulta. Ma va al ballottaggio o vince? Questo è l'Onigo, dove noi siamo a 0 purtroppo, come Ministero dell'Interno. L'Onigo ha 0 sezioni su 15. A lei risulterebbe? A me risulta che è in vantaggio il candidato civico con all'interno Fratelli d'Italia, se non sbaglio. Vediamo, glielo dico subito. Quindi Pierluigi Giacomello. Sì. Pierluigi Giacomello, dei 1, 2, 3, 4, 5 candidati. Che è il nostro anche. Che è anche il vostro, perché c'è anche la Lega. Lega e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia è con Silvano Marchetto, giusto? Esatto. Allora, stavo però leggendo poco fa Padova. Eccola qua, Chiara, proprio da te volevo arrivare. Sì. Che aggiornamenti hai, Chiara Gaiani, con Padova? E vi ricordo, noi Monselice abbiamo 3 sezioni su 20, non è che si sia mosso molto. Siamo dimenticati di Albignasego, esatto. Il regno e Albignasego, Filippo Giacinti, siamo a una sezione qui su 19. 80%. Valentina Luise ha vinto? Mi dicono che insomma Fratelli d'Italia il 23% è all'interno della coalizione e è al 62% ad oggi. Lei ha lo straordinaria occasione di superare a destra la Radio Padania, Radio Lega con Radio Meloni rispetto ai due qua, darci un risultato. Allora, Alessio Eligendo è una sezione. No, vabbè, una sezione, questo lo so anch'io. No, è vero, smentito in diretta. Una sezione. No. Lo sento un po' nervosetto. È nervoso. L'ho sentito. Dopo Castagnero Nanto c'è la delusione. Per il superamento di Radio Padania. Radio Lega non c'è più. Radio Lega, diciamo, cioè dei risultati tramite i rappresentanti di Radio lista, il territorio. Vabbè, dai, superiamo il punto. Chiara, veniamo da te, torniamo seri, quali aggiornamenti? Ecco qua. Sì. Monselice, vai, Stefano Peraro con te. Sì. Allora sì, infatti con me c'è Stefano Peraro, ovviamente il lavoro delle varie liste corre, mi pare che manchino un paio di sezioni i vostri conteggi, il risultato che si profila è circa il 36% Stefano Peraro, al 32% circa Franco Ennio, ma anche un 30% di Fabio Conte, quindi ballottaggio Stefano Peraro, vice sindaco reggente in questo momento, centrosinistra con Franco Ennio. Come le pare stia andando?
Ma siamo molto contenti del nostro risultato che ci vede nettamente primi, sapevamo che c'era il ballottaggio, siamo contenti, abbiamo giocato la partita di andata, adesso ci prepariamo con determinazione per la partita di ritorno. Ecco, la domanda ovviamente, visto insomma che il centrodestra, come peraltro era successo anche nel 2024, qui va, è andato spaccato, ci sarà un apparentamento con Fabio Conte? Ma è troppo presto per ragionare e decidere questi elementi, aspettiamo stasera di analizzare tutti i dati e cerchiamo di portare avanti la nostra proposta, che era completamente diversa da quella di Fabio Conte, però ci confronteremo con i cittadini di Monselice e con gli elettori per far capire la nostra proposta di buon governo della città. Che 15 giorni le aspettano? Ma come sempre, pedalare, 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 lavorare tanto per cercare di dialogare con i cittadini e far capire in profondità la bontà della nostra proposta amministrativa e politica per la città. Ecco, diversamente da quanto è accaduto per esempio in altri comuni del Padovano, l'affluenza ha retto, preoccupato per questo 7-8 giugno? Ma dipende sempre dal tempo, sono contento perché il 60-61% è un buon dato, dobbiamo impegnarci di più perché la gente si appassioni nuovamente alla politica e ritorni a votare. Ecco, volevo solo darti un'indiscrezione, io avevo sentito, in realtà è un po' insomma di circa mezz'ora fa, Valentina Luise che dovrebbe essere nettamente in vantaggio, quindi la candidata di centrodestra ad Albignasego dovrebbe essere nettamente in vantaggio. Direi che per ora grazie a Chiara Gaiani, con Cristian Roccaielle, suo ospite Stefano Peraro che andrà al ballottaggio, vi ricordo Monselice con Franco, Castelfranco andrà al ballottaggio altamente probabile, Venezia si profila la vittoria al primo turno, adesso andiamo Ilaria subito da te, ad Arzignano, altro comune dove sopra i 15.000 invece vince Riccardo Masiero e voi dite, Lonigo non sappiamo nulla, vi sto leggendo i comuni sopra i 15 dove potrebbe esserci il ballottaggio, quindi ad Arzignano no, ad Albignasego voi dite no, a San Bonifacio attendiamo, Albignasego dite no, giusto? No, Luisa vittoria primo turno, centrodestra, nel regno di Giacinti. Va bene, devo chiudere ma ho 2 minuti, nemmeno, perché poi arriva Venturini. Ilaria Marchiori, fermi, con Simone Merlo. Fra quanto è atteso Simone Venturini? Eccoci qui, Ferdinando dovrebbe arrivare intorno alle 18:30, 19, verosimilmente potrebbe essere anche 18:45. Vi voglio far vedere però con la telecamera di Simone Merlo che nel frattempo la zona qui si è decisamente riempita, ma probabilmente questo è ancora nulla rispetto ai tanti cittadini che arriveranno qui e non solo i cittadini, arriveranno anche i candidati, perché come vi avevo anticipato prima molti si trovano nei seggi e quindi arriveranno anche loro a breve. Nel frattempo qui sul posto è arrivato anche l'onorevole, eccolo qui, vediamo l'onorevole Semenzato. Allora, noi l'abbiamo vista anche sul palco l'ultimo giorno di chiusura di campagna elettorale, insomma come commentiamo questo risultato? Beh, naturalmente noi in maniera rispettosa aspettiamo la chiusura dei seggi. Lo spoglio è doveroso. Abbiamo sempre creduto in Simone Venturini, abbiamo creduto nella squadra, abbiamo creduto nella coalizione. Certo che se vengono confermati i risultati, Venezia ha dato un segnale forte, un segnale che deve essere anche interpretato a livello nazionale, un segnale di buon governo. Quindi aspettiamo fiduciosi e in maniera rispettosa come abbiamo sempre condotto questa campagna, senza presunzione, senza arroganza. Va bene, Ilaria, devo salutarvi anche per dare la linea al telegiornali, grazie all'onorevole Semenzato, grazie davvero Ilaria Marchiori per il tuo lavoro, arriva anche il presidente Stefani, giusto? Tra poco? Arriverà tra pochissimo, sì. Va bene. È atteso anche il governatore Stefani. Ah sì, c'è già Carlo Melina, il portavoce di Stefani dietro di te, è vero. Segnala Barbisan, vedete che radio... Immagino che l'abbiate visto perché vabbè, sono 2 metri. Esatto, sì. Radio Padania. Torna sta... Esatto. No, Radio Lega, Radio Padania ormai... Per dirigere Radio Lega. Sapete tutto voi, è incredibile. Registri, Borgia, che... No? Non è così? Nervosetti. Va bene. Abbiamo preso il 14. Se avrete concesso, sì, a Venezia. Sì, a Venezia sì. Allo stato attuale sì. Noi? Ho visto. Siamo il terzo partito. A Venezia. Abbiamo triplicato Forza Italia.
Sì, però adesso fermi lì che faccio vedere io. Lo dobbiamo dire noi, abbiamo... Simone Venturini, sindaco, la lista al 34 e 32, Fratelli d'Italia al 13 e 44, Lega 4 e 97, Forza Italia 2 e 72. Voglio ringraziare anche Flavio Baldan per essere stato con noi. Grazie mille. Movimento 5 Stelle, Riccardo Barbisan, l'europarlamentare Paolo Borchia. Ultimo commento. Buona serata. Ma l'ultimo commento, per dare l'ultimo commento bisogna che tutti i comuni si siano chiusi. Al momento mi sembra bilancio abbastanza positivo per quanto riguarda i comuni nei quali la Lega entra in maggioranza. Ovviamente speriamo di arrotondarlo. Venezia, centrosinistra, i primissimi risultati non ce li aspettavamo, adesso bisogna aspettare che lo spoglio vada un po' più avanti, così Nicola Pellicani, ex deputato, oggi capolista per il PD alle Comunali di Venezia. La tendenza mi pare chiara, l'obiettivo è riconoscere a vincere le elezioni, quindi arrivare al minimo al ballottaggio. In ogni caso è stata una campagna elettorale generosa, insomma non ci aspettavamo questi risultati. Nicola Pellicani. Pochi istanti e poi i nostri telegiornali, ci rivediamo alle 21, grazie.